appunto le persone meravigliose che si sono adoperate. Una bocca. Avvicinala. Avvicina. Allora, buonasera a tutti, va meglio così? No. Allora, intanto volevo ringraziare le persone che si sono adoperate affinché questo incontro avesse luogo. Quindi grazie ad Olianova, grazie al sindaco, grazie a Francesco Locci che ci ha messo a disposizione questo luogo bellissimo. È un luogo veramente quasi magico, dove si sente che siamo in Sardegna. Non potrebbe essere un non luogo, questo è un luogo di quelli che sentiamo nostri. E perché la nostra presenza qui? Sicuramente avrete sentito, insomma, anche se l'informazione che circola è abbastanza scarsa, sarete al corrente che verrà indetto un referendum che chiamerà noi sardi ad esprimere un'opinione su una cosa che è di vitale importanza, questo a mio avviso. La Sardegna è già gravata da tante servitù, potrei ricordarvi il 66% delle servitù militari italiane che ospitiamo da 50 anni. E paghiamo veramente un tributo ambientale, mi limito in questo momento a parlare del tributo ambientale veramente notevole. Abbiamo delle aree veramente degradate, i pastori, gli animali stessi. Ora ci vorrebbero imporre anche il nucleare. Sì, qualcuno potrà dire no, ma le centrali tanto non ci sono soldi, non le faranno mai, ma io comunque non mi fido. Poi non dimentichiamo che l'Italia deve ancora trovare un sito di stoccaggio per le scorie nucleari preesistenti e chiaramente nessuno vuole le scorie, perché ultimamente si parla tanto in televisione, hanno scomodato anche Veronesi, anche Margherita Hack, che è un fisico, una persona stimabilissima. Io sono rimasta esterrefatta, perché che persone di questo calibro parlino a favore del nucleare, definendo il nucleare un'energia pulita, guardate, veramente è una cosa incredibile. Poi nessuno di loro ovviamente fa cenno alle scorie. Insomma, noi non ci fidiamo, e visto che non ci fidiamo, in attesa che il popolo intanto venga a conoscenza di questa cosa, noi abbiamo raccolto le firme sono state depositate, il referendum è stato istituito, quindi il decreto è stato votato il 1° aprile 2010, ora si tratta di stabilire la data in cui saremo chiamati tutti a votare. E questo è importante che le aziende che puntano sulla qualità Sardegna facciano propria questa nostra lotta, perché noi siamo solo degli strumenti di questo popolo, siamo un piccolo movimento che tiene però alla sua terra più di quanto uno possa normalmente immaginare. Noi sacrifichiamo il nostro tempo, se vogliamo chiamarlo sacrificio, insomma, però impegniamo le nostre energie appunto affinché i sardi vengano a conoscenza di questo pericolo che incombe sulla nostra terra. Io non vi voglio annoiare a lungo e intanto passerei la parola subito al sindaco del vostro bellissimo paese, anche se a me piace chiamarlo paese, qualcuno potrebbe dire no, ma la chiami cittadina, per me è una bidda troppo bella questa, quindi